A Torino c'è un caldo estivo con termometro intorno ai 30 gradi, il terreno di gioco dell'Olimpico è in buone condizioni, sugli spalti si vive il clima delle grandi occasioni, da tempo non si vedeva il tutto esaurito. Oggi 25.000 spettatori sono venuti ad incitare il Toro nel difficile spareggio col Padova per raggiungere i playoff. I Granata devono assolutamente vincere, mentre ai Veneti basta pareggiare. Uno squalificato oggi è il Granata Junco. Queste le formazioni: il Torino schiera Rubigno tra i pali, Rivalta, Di Cesare, Ogbonna e Zavagno in difesa, Pagano, De Feudis, Budel e Gabionetta a centrocampo, Bianchi e Sgrigna alle punte. Risponde il Padova con il portiere Cano, i difensori Crespo, Legati, Cesare, Renzetti, centrocampisti Bovo, Italiano, Cuffa, alle punte De Paola. Ardemagni è vantaggiato, dirige la partita il signor Pinzani di Empoli. Oggi avrà la collaborazione degli assistenti La Rocca di Ercolano e Ciancaleoni di Foligno. Studio. Il Padova in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo e colpo di testa da parte di Cuffa e palla in rete. Questa è un po' una beffa per la squadra granata, che aveva attaccato per tutta la partita senza però creare grandissimi problemi. Adesso il Padova sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Renzetti, colpo di testa sotto misura da parte dell'argentino Cuffa e palla in gol. Cambia il risultato l'Olimpico al 43esimo, Torino 0, Padova 1, linea a Barchiesi. A Torino si è giocata 2 minuti e 10 secondi la ripresa, il Torino è sotto d'un gol e adesso si fa dura la vicenda per la squadra granata, che deve necessariamente vincere questa partita per qualificarsi per i playoff, mentre al Padova, abbiamo detto in più occasioni, basta il pareggio. Il Torino è andato sotto di un gol in chiusura di primo tempo, un gol che ha avuto un po' un sapore di beffa. L'unica occasione del Padova sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Renzetti, colpo di testa sotto misura di Cuffa e palla in rete contro il Torino, che aveva attaccato per tutti i 45 minuti sciupando un'occasione favorevole con Bianchi e con il portiere del Padova Cano bravissimo a sventare 2 tentativi tra virgolette di autorete da parte dei propri compagni. Adesso c'è un calcio di punizione a favore del Padova, lo batte Italiano, palla limite dell'area di rigore, stacco di testa di De Paola, pallone che termina oltre la linea di fondo, si riprenderà con una rimessa dal fondo operato dall'estremo difensore granata Rubigno. 3 minuti esatti nel corso della ripresa, Torino 0, Padova 1, andiamo a Varese. Terzo minuto della ripresa anche. Mentre il Torino attacca da destra a sinistra sotto l'incitamento dei propri tifosi, che sono venuti in 25.000 oggi, ma fino a questo momento la delusione è grande, perché il Torino, che è sotto per 1-0, deve necessariamente vincere per qualificarsi ai playoff. Lancio di Budel sulla fascia di destra, Lazarevic lungo l'out, si accentra il veloce giocatore granata, ma poi perde palla, un giocatore interessante solo in velocità, poi quando arriva nei 16 metri finali per un motivo o per l'altro si smarrisce sempre. Padova che continua a giocare con grande tranquillità, un lancio in profondità adesso per De Paola, su De Paola va Zavagno, colpo di testa indietro che costringe il proprio portiere Rubinho ad una parata per evitare il calcio d'angolo. Con le mani è intanto rientrato sul terreno di gioco Ogbonna, che controlla adesso il pallone lungo il lato di sinistra, si è alzato anche dalla panchina Gasbarroni, entrerà tra qualche istante al posto di un proprio compagno. In avanti ancora la squadra granata, il lancio di Di Cesare, limite dell'area di rigore, Antenucci preceduto da Legati ancora Italiano, molto ben disposta in campo la squadra patavina, che attacca da sinistra a destra. Adesso il lancio per vantaggio va a terra, è chiuso tra Di Cesare e Zavagno, calcio di punizione per il Padova nella tre quarti campo avversaria. Ecco che nel Torino esce Zavagno ed entra Gasbarroni. Annotiamo dunque questa sostituzione, un'occhiata al cronometro, è il 26esimo, Torino 0, Padova 1, Varese. Il raddoppio del Padova, una prodezza del ragazzo del 92 Drame, che ha infilato il portiere dopo uno scatto in velocità di 10 metri con un diagonale rasoterra sul secondo palo, e adesso esulta Drame. Invece sono scoraggiatissimi i tifosi. A questo punto il Torino rimarrà in Serie B a meno di clamorose sorprese. Allora siamo al 35esimo, Torino 0, Padova 2, il gol di Drame, Varese. Prendiamo la linea dall'Olimpico quando siamo al 39esimo, con il Torino sotto di 2 gol realizzati da Cuffa nel primo tempo e dal giovanissimo Drame, classe 92, al 35esimo della ripresa. Torino che adesso cerca di ridurre le distanze, ma è un Torino che rimarrà in Serie B. Per andare ai playoff occorrerebbero in questi minuti finali 3 gol, impresa direi assolutamente impossibile. Adesso c'è un fallo ai danni di Lazarevic, quindi calcio di punizione a favore della squadra granata. Adesso inizierà verosimilmente
nonostante la contestazione da parte dei tifosi granata venuti oggi a riempire lo stadio olimpico. Sentiamo anche un petardo piuttosto rumoroso. Calcio di punizione dunque a favore del Torino, all'altezza dell'auto di destra nella tre quarti campo avversaria. Si incarica di batterlo Budel, palla al centro area, la mancano tutti, poi il pallone supera la linea di fondo. Ci sarà una semplice rimessa dal fondo operato dall'estremo difensore del Padova, Cano. È il 39esimo minuto e 30esimo secondo. Torino 0, Padova 2, Varese. Sesta e affronterà inizialmente il Novara. È il finale allora... da Torino, scusami Monaco, è finita Torino 0, Padova 2, il Padova ai playoff, il Torino rimane in Serie B. Te la linea. Scusami Brughini, intervengo perché è un fatto che fa piacere allo sport. Tutta la tribuna centrale dello Stadio Olimpico ad applaudire la squadra del Padova. A te la linea. D'accordo, grazie Forma. Dicevamo che c'è un po' di scoramento, ma del resto la situazione era davvero molto complicata già prima che cominciasse questa ultima giornata del campionato. Sì, avevamo segnalato prima sul collega la tribuna centrale del Torino che aveva applaudito la squadra del Padova. Dobbiamo anche segnalare un tentativo di invasione da parte dei tifosi della Maratona. Nulla di grave in realtà, adesso l'ordine è stato ristabilito. Per quanto riguarda la partita è presto detta. Nel primo tempo il Torino ha attaccato con insistenza, creando un'occasione, un'opportunità sciupata da Bianchi, e il portiere del Padova è stato bravissimo nell'annullare due tentativi di autorete da parte dei propri compagni. Poi nella ripresa invece il Torino ha esaurito un po' le batterie, ha permesso al Padova di controllare senza difficoltà la partita e di riproporsi in contropiede. Padova che dopo il gol realizzato nel 43esimo del primo tempo, praticamente nell'unica opportunità sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Renzetti, realizzato di testa da Cuffa, nella ripresa poi ha raddoppiato con una prodezza del giovane Usman Drame, classe 92, che ha preso a palla sull'auto di destra a 20 metri, palla al piede, e poi trafitto il portiere avversario con un perfetto diagonale rasoterra sul secondo palo. Dunque erano venuti 25.000 sperando nella qualificazione ai playoff dei propri beniamini, e vanno a casa delusi. Molti sono andati via prima della fine della partita. Il Padova ha, a mio parere, meritatamente conquistato i playoff, e lo dimostrano anche gli applausi, ribadisco, di tutta la tribuna centrale dello Stadio Olimpico di Torino. Grazie a Livio Forma.